Anno bisesto, anno funesto è il caso di dire. I festeggiamenti per i 50 anni della Vecchia di Treviso per il rogo di metà Quaresima spostati a domani causa maltempo, come racconta uno degli organizzatori degli Amici di Ponte Dante, Maurizio Meneguz, nella veste di magistrato in pensione saltabusso a Tarquino. E ora mi dico, mi raccomando, domani sera compatti tutti quanti perché avremo da dimostrare a nostra amministrazione comunale, sperando che sia, quanta gente che viene per sentire e magagne e critiche di quello che ne fa, perché adesso è un stimolo per loro. In Riviera Garibaldi quest'anno, sospesa come sempre lungo le acque del Sire, la Veccia, Giovannina il Doman, anagramma di Giovanni Manildo. Nessuna censura per l'imputata, con Casugana addirittura invitata a presenziare con un biglietto davvero singolare. Noi altri che mandiamo una epigrafe, vuol dire che siamo Dio metterli a rogo, ma sa che è una goliardia. Noi altri critiche fatte con il sorriso sulle labbra. Per il mezzo secolo sotto processo tutti i mali e i malefatti della città. E adesso cosa ha avuto che digami ora? Con le unioni civili, mi dico che qua a Treviso che c'è nutrie che cresce, una in Driomande che altra, perché nutrie, che sono animali, fa e cresce perché fa fioi qui incontri sessuali regolari tra maschio e femmina. Nei ricordi di questi primi 50 anni raccolti in bianco e nero dalla Lega al PD non si è salvato dalle critiche davvero nessuno. Fare il processo di Avezza non si cambia niente e credo che sia cambiato anche poco perché i difetti dei nostri amministratori sono sempre quei. Da allora ad oggi il processo è saltato soltanto 4 volte per una tormenta di neve, pioggia forte, ma pure per ordine del governo centrale che durante la guerra del Golfo aveva vietato gli assembramenti. Domani la diretta di Rete Veneta. Domani sera alle 8:30 sicuramente il gruppo folcloristico comincerà a intrattenere le prime persone che viene perché il processo inizierà intorno alle ore 21.